Ma sappilo, non son disposto a dimettermi. Silvano, non valevo le ciccioli. Silvano, Chico Buarque de Hollanda mi. Gira la rotola, 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 gira. Gira la rotola, 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 gira. E la gira, Silvano, peggio per te. Ristorante Due Leoni, regionale 352 Udine Grado, all'altezza di Belvedere, a pochi chilometri da Aquileia. Abbiamo qui la titolare, sappiamo oggi si inaugura per dare un nuovo, possiamo dire, lounge, tutti questi termini qua? Assolutamente sì, siamo qui, ci mettiamo in una nuova avventura, con un po' di incoscienza, ma insomma con la voglia di fare, dai, diciamo così. Insomma, in tempi in cui in Italia è difficile fare impresa, bisogna avere incoscienza e spirito ribelle. Assolutamente sì, perché se è vero che in realtà nessuno ci crede, bisogna crederci nei giovani di oggi e bisogna crederci perché l'Italia è meravigliosa, il Friuli in particolare, e ha ancora molto da dare. Senti, cosa presenterai ai tuoi commensali all'interno del locale? Beh, carne e pesce sicuramente, delle serate a tema, un menù non troppo esoso ma economico, in linea comunque con quella che è al giorno d'oggi la possibilità degli italiani. Senti, è una casualità che siete partiti da Cividale e arrivate ad Aquileia proprio nel giorno dell'UNESCO Marathon? È una bella casualità, diciamo, non è stato un segno del destino forse, dai, mettiamola così. Adesso quando è lo start ufficiale? Beh, lo start ufficiale è oggi e da domani siamo già operativi con pranzi e cene, assolutamente. Musica, ricchi premi e cotillon. Assolutamente sì, per tutti. Grazie. Possiamo dire la movida riparte? Sì, siamo qui felicissimi, al nostro primo anniversario siamo riusciti a organizzare una serata di festa con la gente del paese, gente dei comuni limitrofi, quindi abbiamo... Sono un po' freddi, però diciamoci la verità, io che abito qua sono un po' freddi. Un po' freddi, tendono a scaldarsi più avanti, diciamo... Molto movidari. Ecco, ci vuole un po' di tempo, sono un po' timidi, diciamo. Comunque abbiamo organizzato una serata in collaborazione con Radio Company, sponsorizzandola anche per radio, vari social network, c'è il DJ anche Stefano Ferrari che è venuto a girare i dischi per noi e quindi... Dopo lo sentiremo. Ecco, la gente comunque si sta divertendo, per noi è il primo anno, siamo ancora nuovi sul territorio, quindi sicuramente ci vuole ancora un po' di tempo per farci conoscere. Comunque siamo contenti e andiamo avanti così cercando di dare il massimo. Senti, cosa ha di particolare questo locale? Questo è un locale studiato per promuovere proprio il territorio, quindi abbiamo il distretto della sedia che ci fornisce le sedute, per l'osteria abbiamo i produttori di vino che fanno parte del consorzio. È un locale con tutta gente del posto, tutta gente giovane, io sono il più vecchio, ho 30 anni, quindi abbiamo due cuochi di Corno di Rosazza, quindi ci rende orgogliosi anche questa cosa qui, perché siamo tutti giovani che hanno voglia di fare e tutta gente del territorio. Allora, anche Stefano Ferrari questa sera presente qui a Villa Nacchini, insomma, tanta strada alla fine ha reso qualcosa. Villa Nacchini, persino un'intervista ti fanno, ma che cazzo? Pensa, pure lui è venuto. È vero, sì, beh, tanta strada oramai siamo abituati, visto che ho una certa età, comunque di chilometri ne abbiamo già macinati, quindi comunque li facciamo sempre volentieri per serate come queste che sono sempre molto molto belle e molto divertenti, insomma. Senti, Friuli che particolarità ha per voi di Padova? Guarda, a dire il vero io in Friuli ci ho abitato per 6 mesi, ho abitato per 6 mesi a Cervignano del Friuli, visto che lavoravo in un'altra radio che è Radio Fantasy, che tra l'altro se non sbaglio esiste ancora, quindi lavoravo qui e ho vissuto qui 6 mesi, quindi in qualche modo sono legato al Friuli. È
un piccolo pezzettino del mio cuore è comunque dedicato al Friuli, che poi comunque con Radio Company copriamo. Abbiamo comunque tanti amici che ci ascoltano anche dalla provincia di Udine, Pordenone, Trieste, Gorizia, insomma abbiamo tanti amici che sono quotidianamente in contatto con noi, e quindi per me il Friuli è sempre presente tutti i giorni. Insomma, Villa Nachini anche per dare un rilancio a questo territorio, no? Sì, Villa Nachini poi un bellissimo posto, anche se vogliamo un comune che in qualche modo, questo lo so parlando naturalmente con... Ma io ci abito da quasi 40 anni qua, non so qualcosa. Parlando con Michele mi diceva appunto che anche il comune, sai, è sempre difficile con i locali notturni ottenere dei permessi, riuscire a poter fare comunque, sai, della musica, a riuscire ad organizzare delle serate ed andare avanti fino a tarda ora. So che anche le istituzioni in qualche modo gli sono andate incontro, e quindi è bello che accada questo, e speriamo che accada ancora. Prima giornata di primavera, come Dio comanda, immersi nella natura, nel verde, no? Un rurale tutto da vivere come era una volta. Sì, infatti si vede ancora, ci sono dei pezzi di case non ancora ricostruito, però l'ambiente in sé presta per queste occasioni o queste iniziative. Sì. Ecco, possiamo dire che potrebbe essere un'iniziativa da ripetere? Ma senz'altro, non solo in primavera, magari autunno o anche invernale, magari dentro Eugenio, se c'è la possibilità ritorniamo volentieri. Insomma, sì. Qualcosa di particolare per riscoprire un po' il Friuli, no? No, quello senz'altro, perché abbiamo dei bei posti qua in Friuli e sono tanti magari non riconosciuti o non conoscono neanche, perché magari si va sempre nella strada principale, però mai si va nelle strade piccoline, nei campi. Insomma, non resta che dire ritornare alle origini. Quello sì, dico sempre, anche gli altri espositori abbiamo detto meglio magari più piccolo, cioè come si dice? Ma più così, piccolo ma bello. Piccola, ma tra amici, e invece quelle grandi organizzazioni dove la gente, troppa gente. Dove ci si perde anche. Dove si perde, sì. Ecco, sì. perfetto. Vogliamo tornare un po' più sul selezionare i posti e anche gli espositori, per esempio. Perfetto. Allora Eugenio, possiamo dire, insomma, abbiamo parlato di ruralità, della campagna, non resta che dire un bicchiere di vino per concludere il cerchio, no? Ma certo, insomma, diciamo che si spera sempre di produrre così dei vini che siano il più possibile legati al territorio e che siano anche diciamo il più naturali possibili, e che poi insomma possono accompagnare questo tipo di eventi e scaldare un po' gli animi, diciamo. Senti, cosa vuol dire organizzare un evento a costo zero? Organizzare un evento a costo zero vuol dire avere un sacco di persone motivate che abbiano contatti e voglia di stare assieme, voglia diciamo di provare a fare così rete per dare una spinta magari a attività giovani, certo, nuove, e poi sicuramente proseguire, diciamo, insomma nel proprio futuro. Non resta che dire, andiamo a berci sopra qualcosa, Ecco, sì. Dai, allora buona bevuta e salute.
Silvano, non valevo le ciccioli. Silvano, Chico Buarque de Olanda mi. Gira la rotola, 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 gira. Gira la rotola, 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 gira. E la gira, Silvano, peggio per te. Peggio per te, bada badi bada bada bam bam bam.